Al Teatro Olimpico le prove del concerto per festeggiare i 1600 anni della nascita di Venezia. Rappresenta il culmine di una serie di eventi in corso in questi giorni per ricordare i Natali gloriosi della Serenissima. Chiude una delle maggiori celebrazioni dell'anno dei 1600 anni di Venezia e lo facciamo con questo concerto qui al Teatro Olimpico con la presenza di un illustre ospite, direi, di livello internazionale, che è il maestro Wayne Marshall. I Natali celebrati sono quelli di Venezia. Perché si è scelto proprio Vicenza in questa occasione? Il fatto della candidatura di Vicenza capitale della cultura nel 2024 per noi è un obiettivo che va perseguito, aiutato e portato, diciamo, a casa. Quindi metteremo un ulteriore tassello di quello che Vicenza riesce a fare, a produrre nell'ambito culturale. Tra l'altro questo spettacolo sarà ripreso da una rete internazionale che si occupa d'arte, che poi lo rimanderà in Italia, in Francia, nell'Europa centrale, Germania, Paesi Bassi soprattutto, quindi anche un momento di promozione della cultura veneta e di Vicenza, per anche far magari arrivare qualche persona incuriosita del fondale del Teatro Olimpico. Un organo Wonder, il più grande al mondo, è quello montato all'Olimpico. Wayne Marshall ha scelto uno dei brani più noti ma anche più difficili da eseguire anche per l'orchestra, il concerto di Francis Poulenc per organo, orchestra, archi e timpani, una vera sfida per tutti. Quite amazing. I mean, this theater, I've never... È affascinante di poter suonare in un posto come questo, che mai ha suonato a Vicenza in Teatro Olimpico, ma la cosa più bella è che c'è un organo trasportabile, modulare, e che ha fatto possibile il maestro Paolo Oreni, un grande virtuoso italiano, e ha dato una mano per fare possibile questo concerto. Paolo Oreni, of course, is a great Italian virtuoso, and Sarà un'esperienza unica proprio posso dire per l'umanità, perché è un organo a canne che viene riportato nelle sue origini. L'organo a canne è nato nel teatro greco e giustamente questa sera, in questo concerto che sentirete, l'organo a canne tornerà a vivere nella sua vera casa, che non è la chiesa ma è il teatro antico.